attimo, partita, ciak. Azione. Allora, dici il tuo nome? Sono Sara Celeghin. Scolpisco perché è una delle tante cose che mi piace fare, cioè dare forma alla materia e trasformarla in quello che in qualche modo ho nella mente. E ho iniziato facendo pupazzi, scenografie e quindi dei materiali per la scena, perché io arrivo dal mondo del teatro e della performance. Di solito quando scolpisco prediligo soggetti legati alla natura e al mondo femminile, perché in qualche modo io penso che la scultura e l'arte in generale, anche quando non è autobiografica, in realtà parli di noi. Quindi io sono una donna, parlo di donne e ho un forte legame con la natura, quindi parlo di donne in legame con la natura. Quando scolpisco immagino come voglio l'opera finita, però poi mi lascio anche stupire e sorprendere dal materiale, perché il mio materiale di elezione è il legno. E il legno è un materiale vivo, con anche un suo disegno interno, con delle sorprese, perché a volte magari ha dei punti rovinati, marci, ha dei nodi, ha delle caratteristiche molto sue. Per cui ho un'idea di dove voglio arrivare, ma a volte è quasi una danza, un dialogo col materiale che poi mi porta da un'altra parte e quindi mi porta magari in una direzione diversa rispetto a quella che avevo immaginato all'inizio e a volte anche a lasciarlo non finito, ma perché proprio è il frutto di una trasformazione legata al lavoro molto specifico per quel pezzo. Quindi diciamo che lo immagino finito, ma poi mi lascio anche stupire dal materiale. Non si insegnano le donne scultrici o le donne pittrici, quindi sono rarissimi i casi che ci vengono insegnati a scuola, quindi noi pensiamo che ce ne siano poche. Di fatto ce ne sono meno rispetto agli uomini, ma ce ne sono. E dal Medioevo in poi si accompagna anche il lavoro degli uomini e quello delle donne, ma rimane un mistero o una scelta il fatto di non trattarli in maniera approfondita. Io dico che è per problemi di tempo. Spero che non sia davvero un problema di scelta politica, tra virgolette, e sono sempre di più i percorsi extrascolastici in cui invece si trattano proprio le tematiche di genere, quindi anche il femminile nell'arte e anche un po' la scultura. Per me scolpire è proprio andare in un altro stato emotivo, è come se il tempo si dilatasse e io di solito sono una persona che fa 700 cose in contemporanea e mentre sta facendo una cosa ne sta pensando un'altra e intanto creando un'altra ancora, eccetera. Quando scolpisco, pam, cioè il tempo si allarga, posso non mangiare, non rispondere al telefono, dimenticarmi del resto. Mi succede anche quando dipingo, per cui sono proprio immersa in un mondo che è diverso, che non è la realtà, ma è anche molto la realtà, nel senso che sono veramente in contatto con la materia e però mi porta altrove. Secondo me è uno stato di grazia che io spero che tutti nella vita provino in quello che gli piace fare e penso che tante persone lo trovino magari nello sport o in qualche altra arte e per me è lì, è proprio lì. Ed è lì quando per esempio il materiale mi stupisce, quando io vorrei forzarlo in una direzione e lui mi porta da un'altra parte, quindi è lì quando si apre il mistero e in qualche modo succede la magia. Per me è il miracolo della bellezza di fare questa cosa. Quasi mai lavoro su commissione. L'ho fatto poche volte nella vita e mi mette molto in difficoltà. Fai un disegno, prepari un bozzetto in un materiale modellabile, il cliente in qualche modo ti influenza, ti dice guarda lo vorrei un po' più così, un po' più colà. E noi siamo tutti esseri umani diversi, quindi mai il mio lavoro sarà completamente percepito e apprezzato da chi lo commissiona. Quindi anche lì è veramente faticoso trovare una soddisfazione mia in quello che sto creando, che sia anche la soddisfazione di chi lo riceve. E quindi è una sfida che per me è difficilissima, perché mi mette in ansia in qualche modo, mi dà uno stress che non mi piace avere quando creo. Quindi quasi sempre invece faccio quello che mi pare, che mi dà una grandissima soddisfazione e a volte mi hanno comprato dei lavori e a me imbarazza molto dare un costo al mio lavoro perché sono una scultrice lenta, cioè mi piace fare quello che faccio, quindi ci metto anche tanto tempo, quindi se uno dovesse pagare anche solo le ore del mio lavoro sono cara. E questo è strano perché nel senso in arte uno potrebbe dare un prezzo da milioni di euro o da un euro, non c'è un criterio. E però appunto siccome io so quanto mi piace fare questo lavoro, mi sembra quasi svilirlo dargli un prezzo. Quindi sono più le opere che io regalo che non quelle che vendo e più le opere che regalo alle persone che magari restano innamorate di quel lavoro e preferisco farglielo avere piuttosto che metterle nell'imbarazzo, nella difficoltà di doverlo pagare. È strano, no? Infatti io faccio altro nella vita per vivere, cioè faccio spettacoli, organizzo progetti culturali tipo il vostro e la scultura è il mio grande piacere. Per cui voglio che sia anche un piacere per chi lo riceve e in questo invece mi piace molto fare opere d'arte pubblica.
quindi opere che poi restano magari in un percorso arte e natura o all'interno della città, quindi opere che poi sono per tutti, quindi in qualche modo mi danno la libertà di fare esattamente quello che voglio, ma di farlo tenendo conto che è un regalo per tutti, quindi che non andrà sul comodino di una persona ricca o nel salone di qualcun altro che lo tiene per sé, ma che sarà davvero per tutti. E come regalo per tutti spero che piaccia poi a tutti, e se no pazienza, piaceva a me, di solito piacciono anche i lavori che faccio e mi piace molto se restano in natura, quindi mi piace se restano in un bosco, in un percorso arte natura, se quindi riportano anche quello che è il materiale legno alla sua origine, quindi al suo spazio in un bosco, in una collina, in un parco, e riconnettono anche le persone con la natura e con la possibilità di osservare la mia opera, rallentare un po' e intanto godersi anche l'ambiente. Io dalla mia vita vorrei togliere tante cose, la mancanza di tempo, perché ho sempre più idee che tempo, quindi più progetti che tempo per realizzarle, quindi vorrei togliere la mancanza di tempo. In generale l'ansia da prestazioni, che un po' fa parte del lavoro artistico, volenti o nolenti, nel senso che io di solito vado in scena, quindi racconto delle storie e in qualche modo voglio farle arrivare. Quindi sei sempre un po' preoccupato perché vuoi consegnare il tuo lavoro con qualità, e questa preoccupazione, quando mi dimentico di averla e mi fido del mio lavoro, è una benedizione. Però se dovessi pensare vorrei toglierla per sempre, in modo da non preoccuparmi mai più che questa cosa arrivi e semplicemente lasciarla andare. È come quando consegni una barchetta al fiume, lui la porta e tu sei tranquillo che arriva al mare in qualche modo. Magari si arena, ma intanto va nella sua direzione. Il resto me lo tengo tutto, mi piace tutto. Il nome della mia compagnia è Teatro Invisibile. E quando abbiamo scelto di darci un nome ci siamo interrogati su cosa eravamo, e la risposta è stata che eravamo in qualche modo i servitori della storia, e arrivavamo da un lavoro con Tapa Sudana, che è un attore balinese del gruppo di Peter Brook, e tutto il suo lavoro era un lavoro molto rituale, in cui in qualche modo l'attore scompare per essere al servizio della storia. E noi ci sentivamo molto connessi con questa cosa. Arrivavamo anche da un percorso un po' più classico di teatro, in cui l'attore è al centro, è protagonista in qualche modo della scena, ma noi ci sentivamo quasi più pronti davvero a scomparire per servire una storia, un racconto, magari un pupazzo. Per cui io poi da lì ho studiato anche teatro di figura, costruzione di pupazzi, e spesso vado in scena e magari sparisco dietro a una creaturina piccola o a una creatura molto grande, in cui io devo davvero rendermi invisibile perché è lui il protagonista della storia. E anche quando racconto qualcosa, alla fine non sono io quello importante, io sto solo consegnando qualcosa. E quindi siamo Teatro Invisibile per questo.